Amici di Fanner, appassionati di futsal maschile, ben ritrovati dal Pala Olgiata, Serie A2, Girone B, 19ª giornata. Si sfidano i padroni di casa dell'Olympus Olgiata contro il Real Team Matera. Del Ferraro al volo, la grandissima parata di Taibi. Un solo uomo in barriera, scelto da Di Porto. Parte Nurchi col sinistro, con i piedi Di Porto. Riparte Leandrigno. E va col destro, palla che sfiora il palo, deviata, sarà calcio d'angolo per l'Olympus. Osmi Garcia, di Eugenio, il nuovo entrato per Leandrigno. Borsato, spalla e la porta, si gira, la grandissima parata in calcio d'angolo di Taibi. C'è solo da quest'altra parte riceve Del Ferraro. Si fa vedere Garcia dall'altra parte, Osmi Garcia. 1 contro 1, si libera per il tiro, palla che sbatte sul palo di sostegno della rete, fuori però, controllo difficoltoso col mancino, serve comunque bene all'indietro Di Porto, lancio lungo, Borsato, mette giù di petto, 1 contro 1 con Nurchi, scivola Leandrigno, in mezzo però ancora Leandrigno, si immola Taibi e nel pallone finisce in calcio d'angolo, anzi Taibi con i piedi. La conclusione Taibi ed è un gol fantastico, pochi secondi prima del fischio finale del primo tempo il Real Team Matera si porta in vantaggio con il proprio portiere, 1-0. Velasquez dall'altra parte, Borsato 1 contro 1, Borsato accerchiato da 3 avversari. Leandrigno, serve ancora il numero 8, si fa vedere Velasquez che riceve, Velasquez, Taibi fenomenale con le mani in uscita bassa. Del Ferraro, c'è Velasquez che chiede e ottiene il pallone, face to face con Nurchi, Velasquez, Leandrigno dal fondo col sinistro, palla a lato di un soffio, alla battuta il solito Leandrigno, dalle molle, la conclusione con il petto, la parata di Taibi. Velasquez, Osni Garcia, di Eugenio, ha spazio per il tiro, preferisce servire Borsato sull'auto di destra, Borsato, la conclusione Taibi, la palla che rimane pericolosamente in aria e poi fuori, rimessa dal fondo, palla sul destro, non ha spazio per scaricare la conclusione. Osni Garcia, 2 contro 1, incredibile l'intervento, Bavaresco, di stop di suola con i pugni, l'intervento e poi c'è il raddoppio da parte di Gattarelli, il migliore in campo quando siamo giunti al minuto 12 della ripresa. Olympus Olgiata 0, Real Team Matera 2. Ancora Borsato, chiusa a riccio la difesa del Real Team Matera, col destro Borsato, la parata incredibile in calcio d'angolo di Taibi. Riceve e segna, incredibile, il gol di Bavaresco, 3-0 per il Real Team Matera che probabilmente chiude la partita. Velasquez, Borsato, la finta, poi col sinistro, in 2 tempi Taibi. Si porta il pallone in avanti, Taibi, ancora lui, alla palla sul destro, sbaglia incredibilmente il passaggio. Allora Velasquez attacca a piano organico l'Olympus di Eugenio, ancora Velasquez, la riapre lui quando mancano 3 minuti alla fine, il gol del 3-1 per l'Olympus. Velasquez di testa, Leandrigno la traversa e poi il 3-2 firmato da Osmi Garcia quando mancano 2 minuti e 30, finale tutto da vivere al Pala Olgiata. Di Porto, parte Bavaresco, suo destro, la parata di Di Porto, rimane in campo il termine. Osni Garcia per Borsato, in mezzo, dall'altra parte viene messo giù Osni Garcia, non c'è calcio di rigore, contropiede, il pallone finisce in rete, il gol di Bavaresco, la chiude lui, finisce 4-2 per il Real Team Matera. Incredibile quanto successo al Pala Olgiata, successo preziosissimo per gli ospiti che si portano così a 28 punti in classifica con una grandissima partita